Assessore Panariti, questo importante ricordo di Giulio Regeni a Trieste, la città che lui ha frequentato perché ha frequentato la scuola Liceo Petrarca, e in questo momento la Regione ha inteso anche però ricordarlo in maniera particolare con un simbolo, quel giallo che ormai contraddistingue questa battaglia. A un anno di distanza siamo qui con il Palazzo della Regione illuminato di giallo per ricordare e per chiedere con forza verità e giustizia per Giulio Regeni, accompagnando la famiglia nel suo percorso così doloroso, ma di richiesta appunto di verità e giustizia, e lo ricorderemo anche mettendoci vicino a quei ragazzi, a quei suoi compagni di studi che stanno raccogliendo dei fondi proprio per delle borse di studio per ragazzi o ragazze egiziani al Collegio del Mondo Unito. Anche la Regione Friuli Venezia Giulia ha reso ha individuato le risorse per una borsa di studio che continuerà nel tempo proprio in questo percorso che ci porta a chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni.